Un piano da 30 milioni per salvare Piazza San Marco dalle acque alte è il progetto commissionato dal Consorzio Venezia Nuova per difendere il cuore della città dalle maree che non prevedono l'azionamento del Mose. Di difesa dall'acqua alta si è parlato anche durante la visita lampo del segretario della Lega Salvini, che ha incontrato in Piazza San Marco il sindaco Brugnaro. Ca' Foscari inaugura il 152esimo anno accademico, ma i risultati raggiunti dall'università possono essere vani, dice il rettore Bugliesi, se i laureati faticano a trovare il lavoro in una città sempre più votata al turismo. Manette ai polsi dell'ex consigliere comunale Donadel durante la protesta in consiglio comunale contro l'inceneritore. Veritas replica: non siamo qui per inquinare. Droga a Chioggia, dopo l'operazione Tsunami, arrestato un altro grosso spacciatore che agiva in zona, incastrato da una segnalazione anonima. Stiamo potenziando il controllo del territorio, a dirlo l'assessore alla sicurezza dopo l'ennesimo furto subito dal titolare della carrozzeria di via Giustizia a Mestre. E anche quest'anno la maratonina proprio di Mestre ha permesso di raccogliere una cifra importante, 6.000 euro, che saranno donati ad Avapo ed Emergency. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. E allora partiamo dal piano da 30 milioni di euro per salvare Piazza San Marco dalle acque alte. È il progetto commissionato dal Consorzio Venezia Nuova per difendere il cuore della città dalle maree che non prevedono l'azionamento del Mose. 30 milioni di euro per salvare Piazza San Marco dalle acque alte. Con il Mose in drittura d'arrivo, il Consorzio Venezia Nuova ha commissionato un piano di messa in sicurezza della zona più bassa e fragile di Venezia. Gli interventi si articoleranno in una serie di opere specifiche, tra cui la sostituzione dell'attuale molo frangiflutti, la posa di piccole paratie rimovibili in acciaio e legno, alte 40 cm, lungo la riva più esposta di San Marco, la pulitura, il restauro e la parziale impermeabilizzazione dei cunicoli. Nel momento stesso in cui il Mose va in funzione a 1,10 m, Venezia è al riparo da quella quota in su. Ma la piazza, essendo il punto più basso della città, si allaga prima di 1,10 m. Quindi noi, il progetto che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto proprio per metterla in salvaguardia dal 1,10 m in giù. Ora il progetto dovrà passare al vaglio dei vari enti preposti, tra cui il Provveditorato alle opere pubbliche e la Sovrintendenza, dopodiché si potrà dare il via ai cantieri. Noi riusciremo, in base al progetto, a quantomeno in modalità provvisoria a far funzionare gli impianti per evitare l'allagamento della piazza dopo dall'inizio lavori circa 2 anni e mezzo. Il cantiere prevede 2 basi, una a fianco del campanile di San Marco, l'altra su un pontone di fronte al pontile del Provveditorato, e sarà organizzato in modo da limitare i disagi. La calendarizzazione di questi microcantieri, tra l'altro, dovrà essere per forza di cose concordata con tutti i soggetti interessati, e quindi Provveditorato, Sovrintendenza, amministrazione comunale, esercenti di Piazza San Marco, proprio perché deve essere, l'impatto deve essere il meno invasivo e deve recare il meno disturbo possibile. E di difesa di Venezia dall'acqua alta si è parlato anche durante la visita lampo del segretario della Lega Salvini, che stamattina ha incontrato in Piazza San Marco il sindaco Luigi Brugnaro. Incontro di lavoro stamattina col sindaco di Venezia, si è parlato di sicurezza, si è parlato di commercio, si è parlato di natalità per far tornare a nascere i bimbi anche in laguna. È stata una visita lampo quella di Matteo Salvini a Venezia, arrivato la sera da Padova, pernottato in città per poi incontrare di prima mattina il sindaco Luigi Brugnaro. Piazza San Marco, caffè compreso, i restaurati Giardini Reali, le poche tappe di un incontro che 30 minuti dopo vedeva già l'ex ministro dell'Interno in motoscafo, da dove ha registrato un videomessaggio per il suo canale social. Laguna c'è una bellissima iniziativa del Comune di Venezia che vedremo di estendere a tanti altri comuni, almeno quelli gestiti dalla Lega, che dà un contributo per tutti i bimbi che fanno sport, dà un contributo alle associazioni sportive e alle famiglie che mandano i bimbi dai 6 anni in su a fare sport. Salvini ha anche garantito di sostenere la richiesta di finanziamenti fatta in comitatone, 150 milioni di euro all'anno per i prossimi 10 anni, ha detto, per evitare che la città finisca sott'acqua una volta al mese.
Sull'eventuale accordo elettorale con Brugnaro in vista delle prossime comunali si è limitato a dire che ognuno farà le sue scelte, ma Venezia sembra una città pulita, ordinata e ben amministrata. Noi con il sindaco Brugnaro ci siamo già incontrati varie volte, il rapporto è cordiale, siamo vicini su molti punti, su molte tematiche che alla Lega interessano. Adesso secondo me manca da accordarci sulle ultime cose, su alcuni temi, su alcune rappresentanze in giunta, dopo secondo me potrebbe andare a buon fine entro poco tempo. Se il centro-sinistra veneziano è ancora in alto mare persino nella scelta del candidato sindaco, i cantieri rimangono aperti anche nell'area del centrodestra. Al momento il sindaco uscente non ha ancora raggiunto un accordo ufficiale né con la Lega né con Fratelli d'Italia, coi quali evidentemente bisognerà ridisegnare la geografia politica di un consiglio comunale che in caso di vittoria difficilmente potrà essere retto da un monocolore fucsia, come è sostanzialmente avvenuto negli ultimi 5 anni. Rimaniamo in città. Ca' Foscari inaugura il 152esimo anno accademico, ma i risultati raggiunti dall'università possono essere vani, ammonisce il rettore Bugliesi. Se i laureati, dice, faticano a trovare il lavoro in una città sempre più votata al turismo. Le politiche che abbiamo messo in atto hanno dato risultati, i risultati dell'università hanno dei tempi lunghi per maturare e ci sono i presupposti perché quindi le curve di crescita che abbiamo possano inclinarsi ancora di più verso l'alto e quindi dare risultati importanti. Le politiche sono quelle che hanno fatto aumentare le immatricolazioni all'Università Ca' Foscari di Venezia del 15% negli ultimi 6 anni e che hanno reso l'Ateneo, arrivato all'inaugurazione del 152esimo anno accademico, tra i più prestigiosi d'Italia. Di altre politiche, come quelle che si muovono attorno al Consiglio Comunale, il rettore Michele Bugliesi, a poche ore dalla comunicazione della sua indisponibilità a candidarsi sindaco col centro-sinistra, preferirebbe non parlare, ma la politica è sempre inevitabilmente dietro l'angolo, viste le difficoltà che i laureati di Ca' Foscari incontrano nel trovare lavoro in una città che oramai si sviluppa a senso unico. Il problema esiste di una città in cui i settori produttivi sono troppo orientati su un settore che è quello turistico evidentemente e questo lascia poco spazio all'ampiezza delle discipline che l'università deve e sviluppa naturalmente e quindi noi prepariamo dei bravissimi giovani, un segmento dei quali trova occupazione qui, una larga fetta no. Quest'anno è stata completata la residenza studentesca di Santa Marta e a settembre aprirà la sede di San Giobbe, garantendo complessivamente 850 posti letto per fine 2020. Bugliesi vorrebbe che molti di questi studenti rimanessero qui, contribuendo alla crescita di una città che invece spesso li lascia andare via. Da Ca' Farsetti si sarebbe potuto fare qualcosa? Beh, non è una cosa semplice, però penso che sia un impegno che la prossima amministrazione deve prendersi. Lei ha chiuso il discorso politico. Le ho detto che oggi parlo di Ca' Foscari. Manette ai polsi dell'ex consigliere comunale Mattia Donadelli, ieri sera in consiglio comunale a Mira, Toni Caldi per il nuovo inceneritore di Fusina. Dottor Donadelli, la richiamo. No, ma non, no, ma non va bene così. Allora, fuori. No, perché io ho visto aggredire i carabinieri e la polizia di Stato, capogruppo Pesce, e io questo non lo accetto. Manette ai polsi dell'attivista Mattia Donadel nel corso del Consiglio Comunale di Mira delle scorse ore. Ritengo di non aver fatto nulla di che, se non una leggera intemperanza contro il comandante dei Vigili, al quale ho chiesto comunque pubblicamente scusa. L'ex consigliere doppiamente amareggiato, presenti alla scena pure i suoi anziani genitori. Ho cercato di calmare loro e così tanti altri attivisti, io ero alla fine il più tranquillo di tutti perché non è che avessi timore, sapevo che la situazione era sotto controllo. E il sindaco e l'assessore all'ambiente poi sono intervenuti quando mi hanno allontanato e hanno cercato di sedare un po' la situazione. Però resta il fatto che, che l'amministrazione, in primis il Presidente del Consiglio Comunale, avrebbero dovuto gestire le cose diversamente. Ad accendere, è il caso di dire gli animi, il nuovo inceneritore di Fusina, contestato dall'attivista veneziano per i suoi effetti a cascata sulla popolazione, dice. Chiaramente gli impatti di impianti di questo tipo sono molto ampi, il raggio, se parliamo solo dei fumi, di un raggio di almeno 25 km
tutto intorno nel territorio, quindi tutta l'area di Mestre, Marghera, il territorio metropolitano, insomma la Riviera, il Milanese, Mogliano, Marcon, quindi è molto importante. Non vogliamo mettere a rischio la salute di nessuno. Il direttore generale di Veritas risponde così ai comitati, sottolineando come il progetto sia complesso da capire. Il progetto è molto complesso e quindi chi non vuole leggerlo, diciamo con trasparenza come noi abbiamo cercato di fare, teme o sospetta cose che poi in effetti noi non abbiamo neanche mai pensato. Quindi gli rispondiamo di essere un pochettino più benevoli nelle carte che abbiamo prodotto, nella loro interpretazione, perché certo non vogliamo mettere a rischio la salute di nessuno. Razzini respinge punto dopo punto le polemiche dei comitati sulla richiesta avanzata in Regione di bruciare nello stabilimento ecoprogetto di Via della Geologia a Fusina, oltre alla biomassa, quindi il legno, anche combustibile solido secondario, quel che resta del trattamento del rifiuto secco indifferenziato e i fanghi secchi. Tutto nasce dall'intenzione di Enel di dismettere la centrale che riceve sempre meno per funzionare. Il forno resterebbe tale e quale, spiega Razzini, senza alcun ampliamento, ma con la possibilità di bruciare ciò che ora in parte viene portato all'estero e avrebbe un duplice vantaggio. Primo, non si porta in giro più lontano come adesso spostando camion e quindi costi. E poi la produzione energetica che si fa altrove la faremmo qua con idonee tecnologie. Quindi questo vi permetterebbe anche di risparmiare sui costi? Sì, in questo momento le bollette sono destinate ad aumentare perché portando in giro quello che non andava alla centrale Enel i costi aumentano. Tenendolo nei nostri impianti invece possiamo mantenere un costo basso. Diversamente bisognerà creare discariche, dove oggi vengono conferiti il 3% dei rifiuti. L'operazione, su cui la Regione si esprimerà entro marzo, comporta un investimento di 75 milioni di euro per Veritas, che ha predisposto un ampio piano di ammortamento che in prospettiva garantirà importanti risparmi. E a Venezia è polemica per il via libera alle 205 nuove assunzioni comunali. Oggi l'annuncio di Cafarsetti con l'approvazione del nuovo piano di assunzioni, di cui il 50% per i nuovi agenti della polizia locale e il resto per nuove maestre, tecnici, amministrativi, avvocati, operai e assistenti sociali. Ma il sindacato con la CGIL parla di propaganda, svilimento del lavoro pubblico, ci si dimentica ancora dei servizi più vicini al cittadino come anagrafe, stato civile e URP, che hanno visto l'organico scendere del 20% in poco più di 3 anni. Qui rischiamo l'interruzione di pubblico servizio in moltissimi settori. Sindacato che domani, 12 febbraio, sarà dal prefetto dopo aver proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori di alcuni comparti. Disposti anche a incatenarsi per bloccare le ruspe e a indire un referendum perché a Dolo la cittadinanza si esprima sui lavori della nuova piazza, osteggiata da ambientalisti e associazioni di liberi cittadini, e stasera incontro pubblico alla Barchessa di Villa Concina. Noi vogliamo chiedere un referendum, vogliamo chiedere ai cittadini di esprimersi su questa riqualificazione. Come i cittadini hanno chiesto nel 1957, quando è stato indetto un referendum, e dopo un anno da questo referendum hanno deciso come volevano questa piazza. A Dolo monta la polemica per l'abbattimento delle robinie per il nuovo volto della piazza, progetto da 1.560.000 euro complessivi, dei quali 425.000 per la prima fase dei lavori già assegnati all'impresa per la nuova gradinata e passerella galleggiante del centro, contro la quale, con una parte dell'opposizione in Consiglio Comunale, si schierano anche associazioni ambientaliste e la carica degli oltre 1.000 residenti firmatari dell'omonima petizione, contrari pure alla chiusura di via Cairoli, disposti a tutto per salvare le robinie, anche incatenarsi. Le ruspe verranno bloccate perché la popolazione non accetta questo progetto. Ed ecco come verrebbe la nuova piazza, con l'ampliamento del sagrato del Duomo di San Rocco, che si ricongiungerebbe alla mega gradinata. 150.000 euro per le 170 tonnellate di cemento prefabbricato e le 5 tonnellate di acciaio delle palancole a terra per la pedana pedonale che attraversa il Brenta, partendo dalla riva di Villa Andreuzzi Bonn. Passerella che, come da progetto di fattibilità, non sarebbe stata nemmeno autorizzata dalla soprintendenza, dicono i suoi detrattori. Perché invece di abbattere le robinie e interrompere questo filare storico,
non utilizziamo questi 150.000 euro per questa gradonata nella riqualificazione con trachite, con materiale nobile. Come amministrazione abbiamo anche il dovere di guardare al futuro, dobbiamo anche pensare a fare degli interventi che possano intervenire su questioni legate anche all'ambiente, al traffico, alla riorganizzazione del nostro vivere comune. Ora un piccolo break, rimanete con noi. Telegiornale di Antenna 3 Venezia, riprendiamo la diretta, andiamo a Chioggia per parlare nuovamente di droga, perché dopo l'operazione Tsunami è stato arrestato un altro grosso spacciatore che agiva in zona, incastrato da una segnalazione anonima. All'indomani dell'operazione di Carabinieri e Guardia di Finanza denominata Tsunami per indicare una spazzata al radicato fenomeno dello spaccio a Chioggia, è giunta una telefonata anonima alla polizia che indicava la presenza di un altro grosso spacciatore che alle forze dell'ordine risultava incensurato. Gli agenti però, vista la precisazione dell'informazione, hanno deciso di indagare su Palmiro Boscolo di 64 anni. L'hanno aspettato fuori dalla porta di casa, in borghese, fingendosi impegnati in altro, e quando lui ha aperto la porta si sono identificati entrando nell'appartamento, dove hanno trovato 150 grammi di cocaina e 70.000 euro in contanti. Arrestato, Boscolo si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio davanti al GIP. Ora la polizia sta cercando di risalire eventuali complici, ma al momento sembra che non ci sia connessione con l'operazione Tsunami, anche se il modus operandi è simile. Da capire la natura della segnalazione, poi, se possa essersi trattato di un normale cittadino o se invece possa essere una guerra per avere la piazza della droga. Cerchiamo di potenziare il controllo del territorio, a dirlo l'assessore alla sicurezza, dopo l'ennesimo furto subito dal titolare della carrozzeria di Via Giustizia a Mestre. È una zona che da diversi anni ormai è stata lasciata a sé in termini urbanistici, nel senso che è una strada chiusa. È una strada che ovviamente, proprio perché è fatta di attività produttive, non porta nessuno a frequentare quei luoghi nel momento in cui si abbassano le serrande e arriva la notte. Abbiamo a che fare con dei ladri di galline che fanno più danni che altro, perché insomma il tipo di reato lo conosciamo tutti e continua a ripetersi. Nonostante i numerosi appelli e le manifestazioni cittadine negli anni passati, sembra che per Via Giustizia, dove si trova l'autocarrozzeria presa di mira dai ladri 15 volte in 6 anni, sia difficile trovare una soluzione. Anche il questore ha promesso, si è impegnato insomma a lavorarci sul punto per fare assolutamente la propria parte, così come noi cerchiamo di potenziare il controllo del territorio con le nostre pattuglie. Come il patto antidegrado per Via Carducci, una delle zone calde di Mestre. Via Carducci è un altro tema che vede un insieme di problematiche che sono legate sicuramente dalle frequentazioni di ospiti sia della casa della mensa di Via Querini, ma anche di soggetti che vivono di espedienti. Su questo abbiamo emesso un'ordinanza a firma del sindaco che porta alla chiusura anticipata, se così si può dire, perché gli è stato fatto divieto dalle ore 16:45 di somministrare alcol e superalcolici. Gli stessi gestori sembra abbiano deciso appunto di abbassare a quell'ora la serranda. Vanno allontanate queste persone, vanno monitorate, ma soprattutto va fatto un lavoro a tutto tondo anche assieme alle altre forze di polizia e ai servizi sociali proprio per intervenire e arginare il fenomeno. È stata ribattezzata la Maratonina della Solidarietà e già si pensa alla prossima edizione, è la Maratonina di Mestre. 6.000 euro il ricavato dell'ultima, la 10ª edizione della Maratonina di Mestre, andati in beneficenza con 2 distinti assegni da 3.000 euro ciascuno per AVA, poi per Emergency, sede di Marghera. Ecco come verranno utilizzati. Arrivano delle esigenze che gli ospedali non li possono fare, perciò lì vanno tutti, chi ha tanto bisogno, il pensionato, il vecchietto, cioè chi è proprio l'ultimo, e loro l'assistono, gli danno i consigli, cioè, fino a tutti quanti, nessuno lasciano per strada, ecco. Questo è molto bello, specialmente chi non ha niente.
Appuntamento con i 3 distinti percorsi della solidarietà il prossimo 13 settembre per l'attesa prossima edizione. È l'11ª edizione e diciamo che è l'edizione che segna un po' la tappa, perché nelle 10 precedenti edizioni abbiamo cercato di costruire l'evento. Dalla 11ª in poi stiamo cercando invece di migliorarlo, di evolverlo. Adesso si fanno dei passi in più per riuscire proprio a renderlo molto più appetibile per tutti. Dalle 9:30 in Piazza Ferretto, tutti di corsa con la maratonina 2020. Devo sempre ringraziare Luciano Zennaro per essere l'animo di questa manifestazione, che ha un triplo scopo, come dicevo prima: stare in compagnia, perché ci può essere gente che sui 6,5 cammina, fare sport, e quello lo fanno tutti, e in oltre modo alla fine essere solidari. E sarà proprio Paola Mara, assessore al turismo del Comune di Venezia, l'ospite questa sera di 20:10. A me non rimane che salutarvi e lasciarvi alle previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Alta pressione, il tempo si mantiene stabile sul nostro territorio. Vediamo la previsione per mercoledì 12 febbraio. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Non si escludono tuttavia nubi basse e locali nebbie sulle pianure, specie nelle ore più fredde. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -2 e 3 gradi, massime invece con punte addirittura di 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, sole su tutti i settori, anche qui addensamenti sulle zone costiere ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece sui 14 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque con cielo, vedete, poco nuvoloso. Temperature minime intorno a -3 gradi, massime invece tra 10 e 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.